Virus 101 di nuovo ai comandi, buonasera, bentornati a tutti e benvenuti ai nuovi utenti del canale, quindi intanto un po' di ringraziamenti come dovuto a chi ci segue da sempre e chi invece ha iniziato a seguirci di recente. E di cosa parliamo oggi? Allora, intanto una piccola precisazione, rifaccio ex novo lo stream a Barnard Loop, non mi sono ancora spostato da questo sistema appunto per questo motivo. Purtroppo la linea l'altra volta non ci ha dato una mano, il nostro provider aveva deciso di non farci navigare decentemente e lo stream precedente è venuto uno schifo, quindi insomma niente, va detto proprio così. E oggi rifacciamo un attimo un video, farò una cosa molto veloce qui a Barnard Loop, quindi cosa facciamo? Andiamo a vedere un po' di stellette qua intorno, andiamo a fare 2 o 3 giretti qua e dopo partiamo per il rientro. Ho fatto qualche controllo, ho recuperato un po' di informazioni, quindi dopo vedremo nel viaggio di ritorno anche qualche informazione aggiuntiva. Se riusciamo, dopo ovviamente vediamo un attimo, anche perché il viaggio di rientro insomma non è lunghissimo, però vediamo di accorciarlo. Nel frattempo ho recuperato un po' di materiali, tra cui il dannatissimo polonio, difficilissimo da trovare, ma 5 unità le abbiamo, e potremmo fare anche delle iniezioni nel FSD, quindi possiamo anche fare qualche jump più alto, così faccio anche un po' di esperienza ex novo, quindi proprio da zero, sono assolutamente un noob su questa cosa, sulle iniezioni nell'FSD e il calcolo delle relative rotte, quindi lo impareremo assieme strada facendo durante il ritorno. Chi ci segue prego di dare un feedback nella chat dal vivo sulla qualità dello stream, perché vorrei evitare di trovarmi nella stessa situazione dell'altra volta. Non sono ancora riuscito a farmi dare un po' di upload in più, purtroppo il nostro provider, che non facciamo nomi, e par non volerne sapere di darci un po' di upload in più. Cosa dire? Niente, grazie proprio alle connettività italiane che non ci consentono di fare quello che ci piacerebbe, quindi degli stream quantomeno affidabili e decenti. Speriamo che non esploda tutto per aria come l'ultima volta, insomma, quindi le speranze ci sono. Purtroppo vedo già un po' di fotogrammi persi, speriamo non succeda come l'altra volta, ripeto, anche perché mi toccherebbe rifare nuovamente tutto lo stream e a questo punto non avrebbe più senso procedere con gli stream, ma piuttosto preferirei per il futuro procedere con dei video eventualmente anche in presa diretta, ma direttamente in podcast. Mi dispiace non poter proseguire con lo streaming, purtroppo non dipende da me, ma dal fornitore del servizio di connessione. Finché rimaniamo in giallo su YouTube ci sarà un po' di decadimento prestazionale, ma insomma dovremo reggere bene. Comunque, bando alle ciance, cominciamo. Dopo 3 minuti di presentazione direi che qui siamo pronti per partire. L'altra volta avevo parcheggiato dentro questa nebulosetta qua, quindi dentro Flame Nebula, una piccola nuvoletta nell'immensità di Barnard Loop, come vedete nebulosa gigatronica, e quindi niente, Horsehead Dark Region rimane ancora bella nello sfondo, non ci sono sistemi là intorno, quindi qui dentro non ci si può andare. Invece sono andato a farmi un controllino invece per la nebulosa principale di Horsehead, che era uno degli obiettivi di missione che è stato poi abbandonato. Per qualche strano e arcano motivo non è raggiungibile, quindi nessuno dei sistemi attualmente a Horsehead sono visitabili, perché parrebbe che quasi quasi con la prossima espansione qui succederà qualcosa? Non lo so, insomma da un po' di news che ho recuperato parlano dei Targoid, questa razza aliena che per il momento sta lanciando sonde, e che questo sistema sia stato blindato a causa di futuri update nella zona, quindi per il momento non è assolutamente visitabile da nessuno, se non dai sommi dei della Frontier, che stanno svolazzando e testando, debuggando, facendo Dio solo sa cosa in quel settore. Sì, anche perché c'è una espansione
in prossima uscita e dopo ne parleremo anche un attimo nel viaggio di ritorno. Quindi adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a visitare, come avevamo già fatto in precedenza, alcuni sistemi, e nel Running Man non ci interessa più, abbiamo già visitato un po' di cose là. Allora, partirei, andremo magari anche qui, forse l'abbiamo anche già vista questa, andiamo a vedere. Sì, questa l'abbiamo già visitata, questa stelletta. Come vedete abbiamo già tutti i tipi, le tipologie di stelle. Ho trovato anche una bella guida sulle tipologie di stelle, quindi ragazzi, che dire, meglio di così. Meglio di così. Anche perché questa guida mi dà anche mediamente prezzi medi, valore medio delle scansioni di stella a stella. Diciamo che tutti i puntini blu qui della zona li abbiamo visitati, andiamo a visitare qualche puntino un po' più umano. Guardate, farei tipo proprio 1, 2, 3, 3 sistemi qua proprio dentro la nebula. Quindi andiamo qui. Oh signore, ho paura. Eccolo qua, non permette, quindi qui non ci possiamo andare. Proprio, proprio ci stanno bloccando praticamente qualsiasi sistema che abbia come nome Horse Head Dark Region. Abbiamo un trapezium, andiamo a visitare questo sistema trapezio. 142 light years, saranno 3-4 jump per arrivare con la nave che ho adesso. Quanti ce ne fa fare? 4. Va bene, 1, 2, 3, 4. Vediamo di farli velocissimamente. Partiamo dal pianeta parcheggio. Come al solito ci alziamo dalla superficie planetaria. Intanto vi gustate sullo sfondo tutte le varie nebbie eccetera. Può essere anche un utile supporto per eventuali futuri video, ma richiede davvero tante bestemmie. Ok. Ok, stream è stato ripristinato. Scusate un attimo. Lascio un attimo l'astronave qua intorno, controllo una cosa sul router. Che strano, per qualche arcano motivo lo stream è stato interrotto, ma adesso dovrebbe funzionare invece correttamente in questo momento. Lo vedo anche in, in verde e quindi intanto procediamo. Sì, dicevo, volevo fare anche un po' di benzina, ma il fuel scoop sembra... Ah, eccolo qua. Let's kick in the fuel scoop. Ok. Alleniamoci anche un po' in inglese perché altro progettino sarà fare qualche video in inglese, quindi ce la... in inglese, sì, per modo di dire, quindi ce la divertiremo anche a far finta di parlare l'inglese, proprio detto in italiano perfettissimo. Tra un po', vista anche la stanchezza, scaderemo. Mamma mia. Andremo anche ad utilizzare qualche terminologia qua. Qualche terminologia delle zone nostre che ci piace tanto, è anche bello per rendere un po' più colorito il discorso. Discorso che andremo subito a sistemare. Errore durante l'accesso all'account. Accedi. Scusate un attimo. Accesso riprova. Ok, non mi interessa. Eccolo qua. Sì, scusate un attimo, mi stavo un attimo perdendo a controllare una cosa sul tablet dove, appunto, come dicevo prima, mi ero segnato, mi sono appuntato 2 o 3 dati. Se mi facessi una foto in questo momento, cosa cazzuola sta succedendo? No. Allora facciamo una cosa bella, spegniamo il wifi dal tablet che non so cosa mi sta combinando, spengo anche il wifi dal telefonino, dovevo spegnere il wifi dal router e mi sono dimenticato. Signore santissimo, beh, non sembra proprio troppo malaccio la qualità video. Nel frattempo
eseguiamo il jump fino al prossimo sistema. Un attimo, vado a domandare in regia come si vede fuori. Se domandiamo a qualche amico cosa mi può dire di come funziona. Allora, un attimo che adesso andiamo a indagare sul buon funzionamento di questo stream. Dire come... Ok, nel frattempo... Oh, puzza! Usa! Mamma mia! Momenti. Andiamo ad arrostirci le chiappe dentro la stella. Ok. Nel frattempo che andiamo verso il sistema successivo, andiamo a vedere se qualcuno ha già scoperto qualcosa. Non capisco perché YouTube mi segna lo stream in rosso quando comunque il software di streaming sembra non dare alcun problema. Ok, come al solito qua c'è già passato qualcuno. Ok. Bene, adesso stanno indagando su come funziona lo stream da una connessione esterna, vediamo se funziona decentemente, se no mi sa che devo riavviare tutto e suddividere la missione in due podcast differenti, con un tanto di riavvio del router nel frattempo. Comunque vabbè, speriamo bene, anche perché continua a essere incazzatissimo col provider, quindi questa cosa non va bene. Intanto attendiamo che ci diano un feedback e nel frattempo procediamo oltre. Vedo un gran bel puntolone bianco qua di fronte ai nostri occhi. Eccola qua, terzo dei 4 sistemi che dobbiamo visitare. Non capisco perché mi dà uno slowdown. Ah sì, dai. Ok, rifacciamo la scansione. Sempre solite super mega fiche uber shits procedures. Dai, cominciamo anche a usare una pronunciation decente in inglese, che se dovremo fare anche dei video in inglese sarà meglio. Per il resto procediamo, andiamo avanti. Ok, destinazione della prima parte della visita qui a Barnard Loop è completata. Non so neanche che cazzo sto dicendo. Scusate, sto guardando 700.000 cose contemporaneamente. Verrà il giorno che riuscirò a concentrarmi solo su una cosa. Allora, volevo anche portare al termine velocemente questa missione, quindi adesso qui guarderemo un altro sistema e dopo torneremo indietro alla caccia di una neutron star per fare anche proprio un gran bel test di utilizzo di iniezione FSD e neutron star. Il mio obiettivo è raggiungere quasi 380 light years con un unico salto. Vediamo se ce la facciamo. Dubito che ce la faremo, però insomma non si sa mai. Sarebbe bello riuscire a poter fare un jump così grande e riprenderlo proprio in real. Oh, guarda che bravo, grazie Lord Spawn, che sei già passato qua da fare la scansione e l'analisi di tutto questo sistema. Quindi qua, anche qui, qualcuno è già arrivato e ci ha preceduto. Allora, non mi interessa fare scansione di stelle. Sappiate che ovviamente ogni stella che andate a scansionare vi darà un certo quantitativo di soldi. Dove è andata a finire? Scusate, sto ricercando un attimo l'immagine che avevo scaricato prima, ma che non la ritrovo più. Un attimo, allora qui è meglio che usciamo dalla mappa. Qui magari diamo anche una bella rallentata, che tanto non ci serve. Allora, allontaniamoci un attimo dalla stella principale, così vediamo anche un attimo meglio tutta la nebulosa che ci sta circondando in questo momento. Lasciamocela qua, ecco qui. Ok, puntiamo lo spazio profondo e andiamo nella mappa galattica. Andiamo nella
galleria nel frattempo di qua perché devo andare a recuperarmi qualche dato. Allora, giusto per darvi 2 o 3 informazioni di dati effettivi. Sì, se mi apri, eccolo qui. Ok, non mi interessano le informazioni e le immagini. Allora, le stelle vi daranno circa 1200 crediti, i pianeti metallici da 2500 a 6000 crediti l'uno, i pianeti invece quelli abitabili eccetera eccetera vanno da 10.000 a 30.000 crediti, tutti i pianeti con atmosfera, i pianeti gioviani, quindi tutti i gas giant avranno un valore da 500 a 6.000 crediti, le rocce, i sassi, quindi lune eccetera eccetera vanno da 200 a 600 crediti, per dare snocciolare un po' di dati a livello di esplorazione. Quindi se cercate online Elite Dangerous Map, Star Class Map o qualcosa del genere potete trovare un sacco di informazioni utili anche su quanti soldi può darvi la scansione di una stella piuttosto che non di un pianeta. Adesso andiamo sulla parte un attimo superiore di Barnard Loop. Ma raggiungerei, sto vedendo un bel puntino bianco qui, raggiungerei questo, ma rientra anche questo nella regione non visitabile. Purtroppo tutto lo spazio che abbiamo percorso non ci serve a una cippa. Allora facciamo così, questa facciamo una bella route, saranno 5 jump, anche di più, 6 o 7 probabilmente. Eccoci qua. No dai, riusciamo a fare 1 2 3, ma dai, 1 2 3 4 5, sì, una bomba, 4 jump e siamo arrivati, dai, perfetto. Allora facciamo un attimo quest'ultima tratta, ultima tratta che ci porterà sull'ultimo pianeta, scusate, sull'ultimo sistema che andrò a visitare a Barnard Loop, e basta. Dopo concludiamo questa missione, iniziamo il viaggio di ritorno. Nel viaggio di ritorno andremo a parlare, a chiacchierare di un sacco di cose nel momento che affronteremo appunto il viaggio di ritorno che faremo adesso. Volevo concludere la missione con praticamente con un episodio aggiuntivo per la missione di rientro, ma non credo sia opportuno fare un ulteriore stream su questa missione. Quindi oggi andiamo a concludere tutto in direzione la land, adesso mi ricordo un attimo la base dove devo rientrare, però ce l'ho segnata tra i bookmarks, quindi dopo andremo a vedere. Abbiamo scoperto un sacco di oggetti in questo sistema. Prima del prossimo jump rimaniamo qua a fare benzina e vediamo cosa c'è dentro questo sistema. Anche perché il primo eccoci qua, vedete. Allora vi faccio un esempio. Questo pianeta, una volta scansionato, potrebbe darci un 30-40 dai 10, cos'è che era? Aspetta un attimo, cos'era? Eccolo qua, dai 10.000 ai 30.000 crediti solo per la sua scansione. Questo che è un Earth-like ci darà ancora di più, quindi se avete voglia di farvi tutte le scansioni fatele e vi prendete soldi. Il problema è che, se vedete, questo pianeta è a 485.000 light seconds e sinceramente non abbiamo né tempo né voglia di farlo in questo momento. Ma se volete dedicarvi alla Deep Space Exploration e volete fare un po' di soldini con l'esplorazione, questo è quello che dovete fare. Niente di più, niente di meno. Trovare i sistemi, prendere le cose che vi pagano di più, mettervi là e cominciare a fare le scansioni. Un po' una palla, perché è un po' una palla, ma che volete farci? È così e da lì non si scappa. Non vedo feedback nelle chat dal telefonin. Vabbè, mi faranno sapere. Nel frattempo vedo YouTube che è tornato in giallo e sì, anche il software qui di streaming non vedo che sta dando particolari problemi in questo momento. Il giorno che riusciremo ad avere un'attrezzatura decente sia a livello di linea che di router sarà un gran giorno. Perché? Perché purtroppo con la fibra siamo legati ad avere il router della compagnia e questa cosa non va bene, perché chi fabbrica i router che vengono dati dalla compagnia è un'azienda che non fa router
di suo, quindi fanno altro, fanno anche questo prodotto. Purtroppo questo prodotto che fanno, devo dire che fa proprio schifo. Mi ricordo, giusto per fare anche un paragone con il contratto precedente, ADSL e tutto il resto, router fornito da ISP, quindi da chi mi dava la connessione, aveva un ping medio di, vado a memoria, di 90 e qualcosa, quindi pensate voi che agonia era. Semplicemente cambiando un router, passato a un TP-Link di fascia media e normale. Allora, visto che qui ci siamo, queste le scansioniamo perché queste ci danno un po' di soldini, siamo qui vicini e non ci serve fare grandi operazioni, quindi tanto adesso torno subito al discorso. Dicevo, appena passato al TP-Link il ping mi si è dimezzato e sono riuscito a ottenere anche un 20% in più di banda sia di download che di upload. Quindi questo giusto per farvi capire l'importanza di un buon router. Purtroppo noi non possiamo acquistare i nostri prodotti, ma il modem siamo costretti ad utilizzare quello che ci viene fornito da ISP, e questa cosa non va assolutamente bene. E difatti vedevo che tra l'altro c'era anche, sembra un parolone, però c'è un'interrogazione parlamentare a riguardo, perché scusate, le compagnie non si possono assolutamente permettere di fare questa cosa qui. E perché lo fanno? Perché praticamente la linea telefonica dopo passa sotto VoIP, quindi vi faranno pagare comunque una linea telefonica che non avrete più per passare tutto sotto VoIP e obbligarvi ad avere il router modem del provider. Siete liberi comunque di acquistare un modem router a parte, però sappiate che perderete tutta la parte di linea telefonica. Se non ve ne frega niente, ben per voi, sono contento perché così potete farlo. Io purtroppo non posso farlo perché la linea telefonica mi serve, e sinceramente attualmente i prodotti in commercio in Italia per quanto riguarda l'FTTC, quindi il Fiber to the Cabinet, non c'è granché. Purtroppo ulteriormente a questo siamo in una zona che è un po' malandata e non riusciamo a ottenere più di un megabit in upload. Situazione pessima, cosa che ci fa girare estremamente i maroni, e cosa con cui andremo a discutere brutalmente con l'ISP. Una lotta che va avanti da svariati anni. Tornando a noi, stiamo raggiungendo finalmente il nostro sistema di destinazione per l'ultimo sistema in visita dentro Barnard Loop, ed eccoci qua. Partiamo, ultimo jump e dai che si va. E via che si va. Dai, come al solito anche qui se potevano fare un jump iperspaziale un po' più corto, sempre il solito discorso, quei 30 secondi persi a non fare assolutamente nulla, ma solo per fare un jump da sistema A a sistema B. Insomma, le prime volte sono anche carini, dalla terza quarta volta che fate questa cosa comincerà a non essere più bellino. Ok, il fuel scoop non vuole saperne di entrare in funzione, uno dei buggini del gioco, uno dei piccoli bugs, dei piccoli errori, come si suole dire. Ok, vabbè, dai, qua c'è già passato qualcuno. 1400, sì, qui addirittura non ci dà neanche la distanza di questo, cioè pazzesco. Vabbè, allora qui vediamo la nostra bella Via Lattea sullo sfondo e tutto il fumo di Barnard che ci circonda. Riguardavo l'altro giorno un paio di video su un bel gioco che si chiamava Freelancer. Ah, ciao Red, ben entrato e bentornato. Stiamo rifacendo giusto per aggiornarti, stiamo rifacendo lo stream intorno a Barnard. Non starò neanche tanto, come dicevo prima, e adesso stiamo già per tornare a casa, quindi tempo 5 minuti, tempo di impostare la rotta, inizieremo anche il viaggio di ritorno. Chiusa parentesi, tornando al discorso, mi ricordavo l'altro giorno, sono andato a controllarmi un po' di video sul buon vecchio Freelancer, e quando si entrava nelle zone di nebule, nebulose, zone di gas e cose del genere,
Riguardando i video tuttora, porca zozza, erano più belli quelli di Freelancer, cioè è bello visitare le nebulose, sono molto più realistiche dentro Elite, perché ovviamente non è che finiamo dentro una nebbia colorata, per carità, però cioè, a livello di immersività, resa grafica, controllo e tutto quello che c'era dentro Freelancer, almeno ci si divertiva di più con questi monoliti, pezzi di ghiaccio, di cose che ti venivano addosso, dovevi correggere la rotta ogni 2 secondi, cioè era bello divertente. Chiusa parentesi, svarionamento freelancer, andiamo a vedere subito una cosa, FSD injection o quello che sia. Sono andato a fare un po' di materiali per riuscire ad arrivare a livello premium, quindi come vedete abbiamo fatto l'arsenico, abbiamo fatto il niobium, l'itterium e purtroppo abbiamo solo 5 unità di polonium, non sono riuscito a trovarne di più, ma questo ci dà un 100% bonus distance, quindi potremo aumentare del 100% la distanza dell'FSD, quindi da 40 andremo a 80 e quello che sia. Non abbiamo stelle di neutroni qui in zona e quindi io direi per il momento andiamo a prendere il primo waypoint sulla via del ritorno, perché ovviamente non posso fare tutto il ritorno in un unico jump fino alla destinazione di ritorno. Adesso andiamo a puntarci un attimo meglio. Io sono un po' una pagnota impedita a gestire la mappa, non ho ancora una grossa esperienza nella gestione della mappa, però la Pleiades Nebula con il sistema di Maya è bella, perché guardate quante cose carine ci sono qua intorno. Il sistema di Maya è dentro gli Yongerui, quindi sappiate che potete arrivare nella zona China di Elite e qui dentro avrete uno sconto del 15% su qualsiasi cosa andrete a comprare, dalle astronavi alle varie cose. Ovviamente sono già sistemi popolati, quindi potremmo anche fermarci qua, ma la nostra destinazione è qui da qualche parte, tipo Faland, Enterprise, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo, però dopo lo ripeschiamo. Allora, qui siamo leggermente oltre il limite imposto dalla Frontier per i jump, che è di 1000 light year, quindi dobbiamo trovare un sistema che sia 145 light year più vicino a dove siamo adesso, quindi potremo anche già dirigerci verso Maya, visto che comunque siamo anche lì, sempre sulla strada del ritorno. IP 17 è ancora troppo distante. Andiamo a vedere magari qualche altro sistemino qua intorno. È una zona che rispetto a dove siamo adesso, che è piena di stelle, sembra abbastanza spopolata, però fidatevi che ci sono tanti bei sistemi anche qua intorno. Allora, vediamo qui che stelle abbiamo. Allora, giusto per dire anche l'utilità di utilizzare le mappe che trovate online sulla tipologia delle stelle. Qui vediamo una star type F5 VAB. Le F5 sono delle bianche cose. Adesso ho spento un attimo la connessione, vediamo se ho ancora la pagina aperta, perché anche sulla pagina wiki avremo un sacco di informazioni utilissime eccolo qua, no, l'ho chiuso purtroppo, vediamo se era nella cache. Wiki, eccolo qua, vediamo, no, mi dice che sono offline, giustamente, perché ho spento il wifi sul tablet. Se vedete la mia postazione, magari un giorno manderò la foto della mia postazione, tra monitor e tablet e tutto quello che ho qua intorno, è un po' un casotto. Allora, adesso scarichiamo un attimo i dati. Comunque dicevo, avere comunque un supporto esterno che vi dà 2-3 dati in più rispetto a queste sigle che vedete in gioco è sempre comodo. Allora, stella di tipo F, class F, white main sequence star, range mass from 1 a 1.4 solar masses, superficie, temperatura, bla bla bla, così abbiamo anche un po' di dati. Questa la possiamo raggiungere? Ancora no, quindi tutto sto discorso per il cazzo del niente. Allora, vediamo cosa possiamo raggiungere in questa zona qui, da qui a lì.
Ah, siamo anche nella Taurus. No, 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 basta nebulose, basta. Direi che io ne ho. Ah, proprio per poco. Ne ho. Come diciamo qua, che ne go e baie piene de nebulose. Eccolo qua. Allora, in the sector, HMV, MC, bla bla bla, TTS, VAB. Tante sigle, tante cose che per chi ha la passione di mettersi là a guardarli gli diranno un sacco di cose, a noi ci dicono relativamente poco. 968 Light Years di route pronta e in partenza. Allora, sappiate che la prima neutron star che trovo la sfrutteremo per... dai, dai, mamma mia. Dicevo, la prima neutron star che troveremo la sfrutteremo. Oh, route plotting failed. Ah, addirittura, quindi neanche questa gli va bene. Allora, proviamo qua. Plot route. Nel frattempo che plotta la route, come vedete, abbiamo il jump range. Possiamo impostare anche l'FSD boost qui, quindi vedete 1, 2 e 3 livelli. Quindi nel caso vogliamo boostare un attimo il nostro... no, il nostro... Allora, parliamoci chiaramente qua. Il gioco non ci sta assolutamente dando una mano a impostare la rotta di ritorno. Vorrei evitare di dover tornare a Witch Head perché visto che devo andare verso l'alto. Allora, visto che guardando, mirando bene, dicendo siamo là, adesso prendiamo una stella a caso, la selettiamo e lasciamo, non tocchiamo niente, non sposto il mouse, lascio il sistema farsi i suoi conti. 695 light years, speriamo che riesca a fare i conti e a tracciarci una rotta fino a questo sistema. Sta facendo una fatica immane, route plotting failed, pazzesco, non ci posso credere, cioè, ah signore santissimo. Allora una tracciamo una rotta un po' più, ok, no, Madonna santa. Allora, sta cazzo di mappa galattica è una merda, ok, diciamolo molto chiaramente. Non mi piace, non mi piacciono i controlli e tutto il resto. Cioè, per le cose piccole va anche bene, quando cominciamo a dover ragionare su distanze un po' più grandi si incasina in una maniera stratosferica. Addirittura qui requires unknown permit, cioè ah, eccolo qua. E probabilmente non possiamo tornare indietro perché abbiamo un sacco di sistemi bloccati. Come vedete, tutto il sistema call è stato bloccato. Horsehead, come è messo, ci lascerà a venire qua. Ok, allora dobbiamo aggirare il sistema call perché non ci lascia passare oltre. Quindi vediamo un attimo. Call. Eccolo qua. Niente, dovremo passarci o sopra o sotto. Allora intanto, mamma mia, che due palle. Vabbè, allora intanto andiamo velocemente verso qua. Tanto l'astronave qua stava andando, Dio solo sa dove. Bene, saranno tante belle bestemmie il viaggio di rientro. E allora intanto cominciamo e partiamo. Quanti jump dobbiamo fare? Ben 15 jump, quindi vediamo di farli anche velocemente. Già consumato un po' di benzina, vediamo di fare benzina alla prossima stella. Ah, signore. Ok, quindi adesso sfruttiamo tutto sto casino di viaggio di rientro per fare cosa? Volevo parlarvi un attimo di un articolo che ho trovato che riporta un'intervista al CEO della Frontier, quindi insomma un personaggino di tutto rispetto, colui che è in capo di tutta la baracca di questo gioco. Insomma, dico baracca così, insomma, è detto in termine buono, non stiamo assolutamente offendendo nessuno, stiamo scherzando, ce la ridiamo insieme, quindi il discorso è quello. Comunque dicevo, il nostro grande capo ha rilasciato una bella intervista riguardo i futuri sviluppi di questo gioco e tante volte, come si dice, par chi mi ascolta,
I mega ascoltà anche a sto giro. Cosa vuol dire? Tante cose in arrivo col prossimo update, il 2.3, cos'è? 2.3, quello che sarà. Notizia del 27 febbraio 2017, quindi proprio notizia calda calda e recente recente, con tutto l'aggiornamento del caso. Adesso scorro un attimo giù i video, qui ovviamente dice dobbiamo fare tanti cambiamenti, in lista abbiamo un sacco di lavori, e allora si parte da cosa? Come parlavamo anche nel video precedente, si parte dall'aggiornamento degli avatar, multicrew funzionante e tutto il resto, quindi tutte quelle cose che a noi non ci frega assolutamente niente, reputiamo abbastanza inutili, belle in termini di gioco, ma allo stato attuale di sviluppo, secondo noi, insomma, secondo noi, me e me stesso, quindi parlo in plurali a maiestatis, dicevo, sono quegli aggiornamenti che non ci servono. Invece, oltre queste cose inutili, leggevo delle cose golose tipo chained mission, missioni concatenate, quindi fai missione A, dopo parte la missione B, partirà la missione C, la missione D e quello che sia, quindi fai una cosa qua per dopo farne un'altra di A, ok. Vedremo come le gestiscono, perché sulla carta sono belle, e dicono che appunto inizialmente erano state fatte e pensate come missioni di trasporto, però non le avevano ancora fatte a causa di feedback e altre insomma, motivazioni molto sociali, quindi sembra che quasi che hanno preferito posticipare il rilascio di questa tipologia di missioni per avere feedback dalla community. E adesso hanno cominciato a testarle, hanno visto che insomma, c'è interesse, quindi aggiungeranno questa cosa. Dopo le chained mission, quindi le missioni a catena, cosa faranno? Finalmente Escort Mission Combined Mission. Dicono che ci saranno, essendo che c'è il multicrew, lancio di ship fighters e tutto il resto, potremo fare missioni di scorta di qua, missioni di scorta di là, missioni combinate, missioni carriera militare, quindi dopo insomma da parte di missioni aggiungeranno anche questa cosa qua. Sarà possibilità di fare carriera militare, quindi magari non so, dentro l'impero, federazione o determinate fazioni ci daranno la possibilità di fare come dicevamo, sì, di andare su effettivamente con la carriera militare, quindi il nostro ranking che abbiamo qua dentro, per esempio la federazione o quello che sia, avrà effettivamente un suo peso. Missioni winged, quindi in wing con gli altri, ma missioni winged serie, non quelle che ci sono adesso, quindi tipo bounty hunting e tutto il resto, quindi un po' un'evoluzione di quello che già c'è dentro. E aggiungeranno una gestione avanzata dei bookmark, quindi finalmente avremo la possibilità di gestirli un po' meglio. Speriamo che li mettano anche nella barra di navigazione qui a lato, quindi questa barra qui, giusto per capirci. Player journal, ship naming, ecco qui è un'altra cosa, potremmo dare il nome all'astronave, importantissima. E invece una cosa che secondo me è ficherrima e si sente assolutamente la mancanza è intanto una serie di improvement assolutamente necessari nel system map, dove ci sarà non più quella mappa maledetta che abbiamo adesso con una lista normalissima di sistemi, ma potremo vedere finalmente la reale orbita di tutti i pianeti, la loro reale posizione all'interno del sistema e tutta una serie di dati aggiuntivi, e non si capisce molto bene, però non è perché non hanno rilasciato grosse informazioni a riguardo. Nel frattempo una bella gigantona bianca qua. Tac. Allora io direi che possiamo fare anche la scansione di questa cicciona bianca, grande stella enorme, e gne gne gne. E gne gne gne. Ok, ma visto che ci siamo, per esempio anche qui capire se un sistema è già stato scoperto o meno mi eviterebbe
questa operazione qua, capire se ci sono mega sistema questo, ragazzi. Magari troveremo anche qualche pianetucolo interessante per recuperare materiali che potrebbero servirci, ma allo stato attuale andiamo qua. Intanto andiamo a fare benza e poi partiamo. E sì, dicevo, allora alla fine un sacco di cose nuove, un sacco di aggiornamenti nella prossima espansione. Io spero solo che velocizzino un po' molte operazioni all'interno del gioco, perché ovviamente qui si perde tantissimo tempo e il tempo è denaro, come si suol dire. Il tempo è vita, giocare ci piace, ci divertiamo e insomma vorremmo poterlo fare potendo dedicare correttamente il nostro tempo al gioco, quindi non stando qui minuti e perdendo ore a non fare una cippa di niente per un sacco di tempo, per esempio anche su questi viaggi di rientro. Altri aggiornamenti che sono in lista, leggevo anche qua, adesso torniamo un attimo all'articolo: oggetti stellari, comete, accretion disk, dopo vediamo un attimo cosa saranno. Sì, ok, perfetto, quindi comete e nuove tipologie di oggetti astronomici. E dopo un'altra cosa bella. Allora, parlano di aggiungere le città e le città delle nuvole, le Cloud Cities, molto, cioè, credo una forte ispirazione a Guerre Stellari su questa cosa qui, sono le nostre belle città di Bespin da qualche parte, e vabbè, insomma, quindi probabilmente questo introdurrà inizialmente la possibilità di entrare in navigazione planetaria sui giganti gassosi, questo potrebbe essere supposizione mia. E multiple source lighting, vabbè, dopo ovviamente improvement e miglioramenti a livello di resa grafica del gioco, ulteriori variazioni sulle stazioni Starport, Stardock, stazioni sugli asteroidi, improvement, quindi miglioramenti anche in CQC e molti assets. E dopo vediamo qui un'altra cosa che ci piace tanto. Allora, Player Station, cosa vuol dire? Potremmo fare la nostra stazione personale, quindi perché no? Perché no? Una nostra bella casetta, ci compriamo la nostra personale stazione, Starport, Stardock, quello che sia, quindi spesso saranno degli outpost in determinate zone, magari inizialmente, quindi potrebbe essere anche una cosa del genere, dopo vedremo cosa faranno. Nuove astronavi, docking with larger ships, additional SRV, planet landing aircraft, sì, insomma un sacco di cose. Insomma, se vado avanti qua su questo articolo finisco di leggervelo dopo domani. Comunque mi pare di essere stato abbastanza chiaro lì. Io dalla lista degli aggiornamenti qui che vedo, insomma, ce ne sono tanti. Ricordiamo che Elite Dangerous è sempre un work in progress, non è un gioco assolutamente finito, c'è ancora tanto lavoro da fare, hanno ancora 3 anni di sviluppo di fronte per poter dire ok, il gioco comincia a prendere forma. Hanno deciso di rilasciarlo molto presto, anche prima di molti altri giochi tipo Star Citizen e similari che sono ancora in beta o comunque ancora in closed o in alfa o quello che sia. Hanno deciso di uscire molto prima sul mercato, decisione loro, condivisibile o meno, però ci stanno dando già la possibilità di giocare e divertirci. E tutti i futuri update ci danno invece molta speranza per il futuro su questo gioco qui. E quindi staremo a vedere, quindi a partire dalla possibilità del nostro avatar di poter camminare in giro per la nostra nave, di poter fare tante varie cose, nuovi Star Dock, nuovi Star System, nuove map, nuove navi, possibilità di navigare di qua e di là, ok, tante belle cose. Speriamo che lavorino anche nel limare i tempi di navigazione. Come vedete adesso stiamo facendo 650 circa light years di viaggio, non sono tantissimi, ma richiedono comunque il loro tempo. Io ho una nave da 40 light years di jump range
e quindi sono parecchi jump, ne abbiamo già fatti un bel po', ma ce ne aspettano ancora 7 e questa è solo la prima parte del viaggio di ritorno, perché dopo ne avremo ancora. E sinceramente, personalmente sto cercando una bella Neutron Star, appena lo troveremo faremo qualcosa di bello. Purtroppo ho dovuto fare questo waypoint intermedio perché sembra che ci siano un sacco di settori blindati. E Horsehead, Dark Region avete visto era blindato, tutto il sistema di call è blindato e non siamo riusciti a trovare un percorso alternativo, quindi la nostra destinazione ci porterà vicino, però che dire, se dovessimo bloccarci in quel sistema lì, andrò a concludere comunque la trasmissione stasera finché non trovo un passaggio attraverso tutti i sistemi bloccati. Adesso vediamo se riusciamo a fare. No. Ogni tanto, nonostante il fatto che queste stelle siano perfettamente utilizzabili col fuel scoop, in questo caso non lo sono, ogni tanto si impianta e quindi ok, perfetto. Allora ci comunicano che lo stream è tutto ok, quindi ok, ringraziamo la nostra Virgi17 che ci comunica dalla regia che lo stream va bene, e prima o poi speriamo di vederti anche in chat e online sullo stream. Perfetto, quindi qui ne rispondiamo, qui ottimo, grazie, e procediamo oltre. Ok. Sì, Red, concordo perfettamente con te, giusto per lasciare anche testimonianza vocale del tuo messaggio testuale. Bella questa, me la devo anche segnare questa frase. E Red ci dice che quando vede questi aggiornamenti non sa se preoccuparsi per il fatto di vederli nel 2000 mai o se farmi prendere la solita scimmia. Allora, verissimo. Cioè, qui ne stanno dicendo di ogni, cioè praticamente stiamo dicendo stiamo ricostruendo, facendo tutto quello che manca in questo gioco, dobbiamo fare questo, quello, quell'altro. Quindi noi invece cosa vediamo? Vediamo sempre dei piccoli update che escono con un'alta frequenza, insomma la frequenza di aggiornamento non è così alta come si sperava, anzi è molto bassa, però comunque è costante. Sì, effettivamente, come puntualizza anche Red, tanti belli aggiornamenti, speriamo di vederli presto. Allora, già Horizon aveva cambiato parecchio questo gioco, l'ha proprio dato un taglio molto differente. Lì però secondo me hanno anche un po' sondato il terreno, perché ci ricordiamo tutti che Horizon era uscito proprio come gioco a sé stante, totalmente separato da Elite Dangerous di base. La gente si è un po' arrabbiata, anch'io sinceramente avevo proprio quittato Elite quando ho visto questa cosa all'epoca, quindi il discorso lì era quello, ho proprio abbandonato completamente il gioco, perché ho detto no, non è possibile, ti ho già pagato il gioco base, fammi un DLC e allora magari ti compro il DLC e procediamo, ok? Anche se non sarebbe stato correttissimo nei confronti dei giocatori, perché Elite Dangerous base è un gioco che non ha quasi nulla, cioè non avete i pianeti, non avete questo, non avete, insomma, mancano tante cose. Dopo l'hanno rilasciato con DLC, si sono un po' fatti perdonare con il DLC in offerta e tutto il resto, quindi siamo riusciti a mettere le mani sopra la versione Horizon e devo dire che siamo stati piacevolmente sorpresi all'epoca. Giocato, divertiti e tutto il resto, però adesso ovviamente si sente la mancanza di tutto il resto dei contenuti, quindi sì, speriamo che lo facciano entro il 2000, il 2000 breve, non nel 2000 mai, giusto per usare l'espressione di Red. Insomma, il copyright è suo del 2000 mai e quindi è giusto che sia così. Nel frattempo procediamo oltre. Se qualcuno ha idea se c'è una Neutron Star in questi sistemi, batta un colpo, faccia un fischio, tiri un razzo per aria, ci faccia sapere qualcosa, perché sinceramente sta cominciando a diventare un po' lungo sto viaggio di ritorno. Allora, visto che siamo qua, quanti 3 jump, dai, fino a Coll ci manca poco.
Qui cosa vediamo? Questa mega 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 stella, tanti pianeti. Questi valgono anche soldini, però sono già stati scoperti, cioè io sarebbe anche bello da esplorazione, diciamo. Facciamo due conti, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Ok, 124.000 cucuzze sul piatto dentro questo sistema, se solo avessimo il tempo e la voglia di metterci a scansionarlo. Quindi, insomma, come potete vedere, anche esplorazione, cioè, ah! Sì, cazzuola, parla, parla e dopo mi brucio l'astronave. Ah, quanto abbiamo rotto le cose. No, dai, siamo stati abbastanza bravi. Ecco qua. Niente, dicevo così, come potete vedere anche esplorazione può darvi delle grandi soddisfazioni. Allora, il fatto che un pianeta, un sistema sia già stato scoperto da un altro giocatore, per carità, non è un problema, cioè l'ha già scoperto, vabbè, grazie alla chip ci è passato prima, però insomma, perdete un po' di soldini, si tratta di veramente un 30-50% di soldi in più circa sulle nuove scoperte. Per quelle 2-3 che ho fatto io, vi dico, non vale neanche la pena scimmiarsi così tanto cercare le cose nuove nuove. Alla fine se esplorate, considerate che anche se c'è già passato qualcuno, voi comunque non ci siete passati, quindi cercatevi gli sistemi interessanti da visitare, se li trovate tanto meglio, fate le scansioni delle stelle, dei pianeti, eccetera, eccetera, anche lì potete fare soldi. Diciamo che esplorazione e mining sono i due aspetti del gioco che a livello di... E dai, pu. Ok, vabbè. Niente, Fuel Scoop. Comunque dicevo, esplorazione e mining sono sempre sono i due aspetti del gioco che sono rimasti e costanti. Cosa vuol dire? I soldi che prendevate all'inizio sono gli stessi che prendete adesso, quindi sono rimasti appunto, come dicevo, costanti, non hanno subito grandi variazioni come le ricompense dovute alle missioni, argomento di cui abbiamo già parlato. Scusatemi un attimo, bevo un goccio d'acqua perché dopo 500.000 light years percorsi. Wow, 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 wow. E do cacchio siamo finiti qua. Mamma mia, tosta questa. Ci dà anche delle speranze. Allora, manetta al minimo. Rotta di parcheggio. Per esempio anche qui sarebbe stato bello avere la possibilità di premere un bottone e lasciare la nave in orbita. Cosa vuol dire? Che sia pianeta, che sia stella, perché non ho la possibilità di mettere la nave in orbita? È giusto per dire, metto la nave in orbita e allora a quel punto lancio il Detailed Discovery Scanner. Quando ho completato un'orbita, ho finito anche la scansione dettagliata del pianeta. Perché? Perché se vuoi fare una simulazione, almeno farla decente, se no non puoi farmi degli elementi assolutamente arcade tipo Discovery Surface, Discovery Detailed Surface Scanner, come cazzo si chiama, da una parte, e dopo richiedermi invece la massima precisione a livello di simulazione per tutte le altre cose. No, un po' di moderazione, visto che comunque stiamo facendo una cosa intermedia. Ok, allora, parla, chiacchiera, parla che ti chiacchiera, cosa abbiamo trovato? Mi si stanno illuminando gli occhi e mi prudono le dita sui comandi. Neutron Star trovata, ha un jump dalla destinazione, quindi va benissimo, non c'è nessun problema. L'unico problema è che abbiamo dinanzi a noi un sistema completamente, chiamiamolo in lockdown, perché è un sistema dove non possiamo mettere piede. Che palle. È un po' distantuccia questa cosa. Ci dà la possibilità nel frattempo di fare una scansioncina, un'analisi tramite la Galaxy Map.
Allora noi adesso siamo qui e dovremo andare lì. Beh, che dire. Questo secondo me è un salto che possiamo, no, 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 no. Mi sembrava di essere un po' troppo distante. Eccoci qua. Come vedete, qui siamo. Ok. E forse con un jump potremo anche saltare tutta questa parte qua, ok. E controllavo un attimo il progresso. 43.000 light second da fare sono un po' tantelli, quindi abbiamo tutto il tempo di... Allora, via questa. Allora noi dobbiamo andare là. Ok, tutti i settori di call abbiamo detto sono bloccati, ma noi dovremo poterli saltare brutalmente. Oh, vediamo qui cosa c'è qui intorno. Call, call. Sì, eh sì, eh sì, eh sì. Allora, possiamo brutalmente saltare completamente tutta la zona di call in un unico jump con FSD super potenziato. Perché? Adesso facciamo due conti. Jump range di 42.94. In overcharge arriviamo a, se non mi ricordo male, a un dignitoso 140.000 LY. Sì, 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 mi prudono proprio le dita. Poi con un FSD injection devo capire perché. Dopo andiamo a vedere se il 100% me lo dà sull'overcharge o sul valore di base l'overcharge poi viene ricalcolato su. Oppure succede il contrario, perché... Ah, ok, Red ci saluta. Scusate un attimo, ero perso un attimo per i conti. Grazie Red per aver partecipato. Sì, sì, no, ma vai tranquillo, è tardi, lo so. Anch'io tra un po' stacco, volevo riuscire a fare questa cosa dalla Neutron Star. Sì, grazie per l'augurio di buon proseguimento e buonanotte a te invece, vai a fare un gran bel pisolo che domani sarà giornatona, non so che impegni avrai, ma un in bocca al lupo per qualsiasi cosa tu debba fare domani. Noi domani avremo una giornata pseudo normale con allenamento serale e festa di carnevale. E tutto questo per concludere un attimo un paio di giorni qui del carnevale, giusto per divertirci un attimo perché dopodomani, scusate, ci aspetta il dentista. Evviva, quindi andiamo a divertirci domani sera che mercoledì mattina il dentista è pronto con le pinze, quindi così. Grazie Red e alla prossima. Tornando a noi, adesso facciamo proprio questo tentativo. Vediamo un attimo cosa riusciamo a fare con l'FSD e una Neutron Star. Adesso chiedo scusa un secondo, bevo un goccio d'acqua perché sto con la gola che è riarsa. Riposizioniamo il microfono. Prova, Bene, eccoci qua. 5000 light second dalla Neutron Star. Speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene. Nel frattempo andiamo di nuovo sul tablet a dirgli che il wifi non lo deve usare. Sto cercando di minimizzare tutti i consumi di banda in upload. Mamma mia, pensavo di metterci davvero meno. Quell'inghippo là a call ci ha fatto perdere un sacco di tempo. Però speriamo che questa Neutron Star ci aiuti nel nostro intento. 1600 ls, ci stiamo avvicinando molto velocemente, manca poco.
Così, facciamoci anche una bella scansioncina della Neutron Star, che sono sempre un po' di soldini che ci rientrano in tasca. Ok, stasera... ah, sì, stasera andiamo avanti ad oltranza finché non rientro nel sistema di partenza. Ok, 400 ls. Tra un po' dovremo cominciare a vedere anche il cono. Eh, tra- eh, eh. Un attimo perché ci richiedono la nostra attenzione. E, dovrò fare una telefonata veloce tra un po', quindi abbiate pazienza tra un attimo dopo. E staccherò temporaneamente il microfono, procederemo comunque con la navigazione. E un attimo, allora, 10 minuti. Ok. Ok, eccola lì. Cominciamo già a vederla sullo sfondo, guardate che bella, con tutto quel fumo azzurrognolo che viene proiettato fuori da quella cosa di neutroni. Ok, allora, eccoci qua. Un attimo. Eccoci qua. Ok. Bene, bene, bene. Purtroppo i doveri chiamano. Non dirò in chat, cioè scusate, non dirò qui chi è perché sennò dopo mi dice parole, però penso si sia capito chi sta richiedendo la mia attenzione in questo momento. Allora, intanto andiamo a fare la prima cavalcata della coda della stella di neutroni. Riusciamo neanche a scansionarla. Sì, andiamoci giù piano. Le prime versioni erano veramente abbozzate. Adesso, grazie a Dio, hanno messo queste cose. Almeno abbiamo una scia elicoidale nella scia della stella. Adesso diamo un po' di manetta. Vediamo di prendere la coda. Piano e con calma. Adesso questa cosa ci farà anche un po' maluccio. L'abbiamo già fatto anche l'altra volta. E non lo sappiamo che sta operando Beyond Safety Limits. Ok. E adesso vediamo di disingaggiare e di allontanarci. Ecco qua. Bene. Lasciamocela alle spalle, allontaniamoci e vediamo cosa è successo qua dentro. 171.75 light year di jump range fattibile. Adesso andiamo a fare quello per cui sono diventato scemo l'altro giorno a fare e iniettiamo un 100% bonus distance. Vediamo che succede. Ok, bonus active, 4 iniezioni ancora disponibili e adesso siamo curiosi di vedere dove arriveremo. Bene, vi comunico che fare un FSD injection su un overcharged FSD non serve assolutamente ad un cazzo. Abbiamo appena buttato via un FSD injection e basta tutto là. Vabbè, peccato. Speravo che fossero cumulabili i due sistemi. Come avevo detto, sono assolutamente noob a riguardo di questa cosa qua. Allora, adesso andiamo a fare il jump a 171.75 light years che riusciamo, cosa che ci consentirà di lasciarci tutto il sistema di call alle spalle, settore, chiamiamolo settore galattico, che vi ricordo essere attualmente in stato di blocco completo e totale, quindi non possiamo visitare nessuna delle
delle stelle e dei sistemi nel settore di call. Ok, serve questo unknown permit, tanto quanto Horsehead Nebula, bla bla bla, che avevamo visto l'altra volta. Allora, vediamo di uscire da call, Sinuf, Sinuf, wow, questo ci piace. 172.70 light years, siamo un po' fuori specifiche. Atlantac, che è sta roba? 140. Mm, questa mi sa che è proprio un'altra stellona interessante. Allora, facciamo così. Uno e andiamo fino a qua. 134 light year. Da qua vediamo già questo e andiamo. Allora, come vedete, 134 light year fattibilissimi. Adesso scusate, mi scappa lo screen. Non è male fare un jump di 134 light year. Potevamo farlo anche un po' più lungo, però è meglio così. Saltiamo tutto il sistema di colla a pie pari. Pazzesco. Questo è il jump singolo più lungo che ho mai fatto finora. E il prossimo sarà anche più lungo. Quindi, oh yeah. Oh yeah. Tra un po' dovrò sospendere temporaneamente la trasmissione. Ho fatto una telefonata veloce, come dicevo, quindi niente, così. A tra poco. Adesso, come vedete, sfruttando adeguatamente le neutron star, con anche non troppo carburante, riusciamo a fare dei jump di tutto rispetto. Quindi anche qua, se state facendo missioni di trasporto passeggeri o similari e trovate una neutron star, sfruttatela a bestia, come si suol dire. Come vedete, abbiamo fatto un gran bel salto. Adesso la nostra prossima destinazione è al Nitak. Vabbè, al Nitak, 11 light years, cioè proprio distanza ridicolissima. Voglio vedere un attimo qua cosa c'è. Ehi, che sei tu? Ok, vabbè, come non detto, anche qua è già passato qualcuno. Pazzesco, rimango sempre sbiadito da queste cose qua. L'FSD injection è completamente persa perché siamo tornati alle tears là. E, beh, diciamo che potevano anche dircelo, no? Ok, allora adesso raggiungiamo il prossimo sistema, faccio la telefonata e rientro per il prossimo jump. Molto probabilmente stiamo andando a incrociare un'altra stella di neutroni, quindi potremo fare un altro bel jump lungo lungo. 140 light years in un solo jump sono tanti. 4, 8, 12, scusate, 170 è il massimo che possiamo fare. 4, 8, 12, 16, sono 4 volte. Sono 4 jump normali per la mia nave adesso. Vedo già una cosa bella e speranzosa lì in fondo. Vediamo, 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 vediamo. Dai che andiamo, dai, 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 che ti si nabea Neutron, vero? Ci stiamo già gratocchiando le mani. No, sto casso, o come diciamo qua da noi, sto casso. Sistema molto simile però a quello dove eravamo prima. 31 oggetti astronomici nel sistema. Andiamo a vedere se tra essi c'è, dovesse esserci, ci sarebbe, ci sarebbe una neutron star. No, niente, niente. Niente, niente. Ok, allora qua sono già passati a scoprire di tutto. Bene, allora adesso continueremo la nostra ricerca di una neutron star. L'unica cosa che andiamo a fare a questo punto è cercare di costruirci la rotta fino a casa. Tanto, tanto, tanto distante. La vedo tanto distante.
Beh, dai. Insomma, distanza fattibilissima, riusciamo anche a plottare, quindi insomma, dai, nulla di così impossibile. Possiamo andare anche a fare tutto il viaggio e il giro. Bene, quindi, allora, io farei così, stacco un attimo il microfono e procedo nel viaggio. Nel frattempo faccio la telefonata e poi rientro riattaccando il microfono. Quindi e le comunicazioni audio saranno temporaneamente sospese per i prossimi 10-15 minuti e ragazzi a tra poco e niente, nel frattempo procediamo con il viaggio. Quanti jump dobbiamo fare? 18 jump, quindi circa una ventina di minuti arriviamo indietro, a meno che non troviamo una stella di neutroni sul percorso. Quindi partiamo e a dopo.
Prova, prova. Eccoci qua. Bene, sono tornato, telefonata fatta e bene, e qui adesso abbiamo sistemato tutto. Nel frattempo, come avete visto, sono andato avanti con tutti i vari jump che dobbiamo fare, non ho ancora trovato un'altra Neutron Star e intanto, boh, procediamo avanti dritti, diretti e spediti. Bevo un altro goccio d'acqua che qua, là, sì, infatti devo anche muovermi e rientrare perché l'acqua sta scarseggiando su questa astronave e tra un po' non vorrei disidratarmi là, o devo trovare un pianeta di ghiaccio per recuperare un po' d'acqua, non lo so. Allora, 34 oggetti, tra i quali non ci sarà nessuna stella di neutroni. Ah, ok. Ok, sì, anche qui infatti, come potete notare dal video, non stiamo trovando nessun sistema nel quale non sia passato già qualcuno. Sono tante le stelle qua intorno, ma davvero tante. Allora, o questo gioco ha più giocatori di quello che io penso, o ci sono o ci sono più giocatori che fanno esplorazione di quanti immagino, ok? Oppure non so davvero spiegarmi com'è possibile che ogni puntino che sto visitando, che ho visitato, adesso abbiamo percorso dall'inizio di questa missione, facendo due conti spaghetti, abbiamo percorso quasi 3000 light years di sistemi, 3000 light years di sistemi. Per carità, non sono andato tanto fuori, ma insomma, ho fatto comunque il mio bel giretto e non ho trovato tuttora un sistema che non è stato ancora, che non era già stato visitato da qualcuno. Guarda, pam! Cioè, pazzesco, pazzesco, veramente pazzesco. Vabbè, comunque è così e non c'è nient'altro da dire o da fare. Le nostre scoperte uniche le abbiamo già fatte, per cui, yeah. Ecco qui, abbiamo ufficialmente finito tutta l'acqua che avevamo a bordo, quindi la prossima volta che potrò bere qualcosa sarà al termine della missione. Speriamo che la gola regga. Sarà uno stream parecchio lungo, quindi anche chi dovesse collegarsi adesso o guardare dopo il podcast, abbiate un po' di pazienza, insomma potete anche saltare insomma alcune parti, insomma, a parte che è scontata questa cosa e niente, andiamo avanti. La stanchezza comincia a farsi sentire, dovrebbero fare il tachimetro anche per i piloti di Elite, come lo fanno per quelli dei camion. Dopo tot tempo basta. Gli occhi si stanno chiudendo, gli occhi si drioserarse, come diciamo qua. E questi sono i momenti solitamente più critici perché sono i momenti dove si fanno le boiate, dove si commettono gli errori, dove si finisce con l'astronave dentro una stella ci si autoesplode. Mamma mia, questo addirittura è stato saccheggiato da 3-4 esploratori sto sistema. Comunque, stiamo trovando un sacco di bei sistemi. Quanti ce ne mancano? 11 jump all'arrivo, 10 minuti, 10-11 minuti. Dai che ce la possiamo fare. Non ci do neanche un boost di FSD, tanto eccolo qua il sonno che si insinua sotto la pelle, che ci fa chiudere gli occhi e che ci fa schiantare nelle stelle e ci fa vaneggiare di brutto, eh. Il sonno è peggio dell'alcol, il sonno. Volete imbriacarvi? Smettetela di dormire. Botta d'adrenalina automatica dal fisico, perché quando avete sonno il fisico rilascerà automaticamente adrenalina per stare svegli.
fino a un certo punto, dopo crollate. Vabbè, stiamo dicendo una marea di baccate. Tante stelle. Sistrom ci ha preceduto anche qui. E andiamo a Sinua FJXZB3375 Aloha. Dai, dai, che andiamo, tacca sto turbo, che andiamo a casa. Che ne aspetta il spris. Bel sprissetto e doccichetti, corrivemo a casa. Eh sì, eh sì, eh sì. Eh sì. Siamo anche un po' distrutti dai postumi del weekend. Sì, oh, non è che abbiamo fatto chissà che cose qua, eh. C'era una cosa carina a Venezia, una bella passeggiata in maschere steampunk che giravano là. Mi dispiace un sacco per il nostro amico che ci aveva invitato a partecipare, ma proprio non ce l'abbiamo fatta. Allora, visto che tanto stiamo parlando di cose a caso, niente, volevo sfruttare questo momento, tanto poi farò vedere il video, spero che... e quei tre puntini là che minchia sono? Uh, ok, beh, andiamo a vedere cosa abbiamo trovato qua. Abbiamo trovato tanti puntini strani. Mahfoud Emad, Beard Fire Yahoo. Ecco, vedete, questo qua è arrivato, ha guardato i primi sistemi e poi se l'è moccata via. Dopo è arrivato qualcun altro, ha cominciato a fare l'esplorazione completa di ogni cacchio di sistema. Vabbè, vabbè. Ah, sì, 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 no. Tanta roba qua dentro, eh. Ma come dicevamo, no, l'unica cosa che vogliamo fare è raggiungere la nostra casuccia spaziale. 9 jump all'arrivo e vediamo di muoverci. Adesso cominciamo a arrivare a dover fare un po' poca strada, dai. E niente, dicevo, hanno organizzato questa cosa carina e simpatica a Venezia. Non siamo riusciti ad andarci perché proprio ieri è stata la distruzione totale a livello fisico, energie a zero e dolori muscolari ovunque, visto un allenamento di sabato che mi ha portato via praticamente dalle 11:30 della mattina alle 6 di sera, quindi insomma è stata una giornata abbastanza intensa. Non era neanche previsto, infatti sabato avevo previsto di completare questo stream qua che poi avrei diviso in due puntate, una di sabato e una di lunedì, ma visto che sabato non ce l'ho fatta, ho preferito dedicarmi un attimo all'allenamento e anche perché sono quelle giornate di allenamento che capitano raramente, e, insomma, ed è bello frequentarle. Adesso sta cominciando anche a uscire un po' il sole, a fare un po' di caldo, quindi abbiamo fatto anche un po' in esterno ed è bello, è bello, è bello. Giusto per la cronaca, sono corsi di difesa personale e ci divertiamo un sacco, pugni, pacche, PA e poche, ma tanti pugni e tante pacche. Sì. E quindi così, domenica eravamo ovviamente un po' sullo distrutto. Qua tanto procediamo, andiamo avanti veloci. Se riuscissi a trovare una dannatissima stelletta di neutroni in un jump arriveremmo praticamente a casa, ma il gioco non è collaborativo e non ci vuole dare una mano. Mi sa che dovremmo eseguire un controllo su altre tipologie di stelle. Babba mia, come disse De Luigi, babba mia, babba mia. Tanto sono, tanto, 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 tanto sono. Siamo in sonai stasera, sì. E non vediamo l'ora di fraccarsi sotto le coverte. Ok, come non detto. No, non ci pensiamo neanche, andiamo avanti. 7 jump. Allora, ecco qua.
e il tempo corre. Sono anche curioso di capire quanti soldini andiamo a fare con i dati planetari. Oh, visto un puntino strano là in fondo, ma... mamma mia, la gerarchia del sistema. Adesso andiamo sul sistema dopo. Bene, però, ridendo e scherzando, se passa un'ora e mezza, con tanto di interruzione iniziale. Mamma mia. Avremo più fortuna adesso. Vediamo giallo. High Sector. Sì, cominciamo a sentire l'aria di casa. Mm. Dai, dai, una stelletta di neutron. Una stelletta di neutron. Più ci avviciniamo, più è difficile trovarle. Sì. E che per fortuna abbiamo potenziato il FSD a livello 5. Sti cazzo. Boh. Sarà proprio divertente fare i video in inglese quando che capiterà. Quando che sarà, quando che mi deciderò di farli in inglese. Boh. Boh, 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 boh. Dai, e un'altra stella. Another one bites the dust. Dai! Sto iperspazio è infinito e qui non facciamo neanche benzina. Boh, line up. Mm. Mm. Quanto manca? 5 jump, vabbè. 5 jump, adesso dovremmo già cominciare a trovare sistemi popolati. Tra un po' ricominceremo a vedere tutti i sistemi con i relativi nav beacon, star dock, starports e via discorrendo. Considerando che ho cominciato questa missione un po' di tempo fa, sono 3 settimane ormai che ci stiamo dietro, non è male. Diciamo che insomma ci abbiamo dedicato anche poco tempo. Comincio a preoccuparmi per il carburante. Adesso sono a metà serbatoio. Gioco, non puoi farmi sti scherzi, eh? Mm. E Omega Fighter è venuto a prendersi questo. Cioè, mamma mia. Mamma mia. Ragazzi, lasciatemene una. Vedete quanto siamo vicini. Allora, prossimo jump. Scusate, vado a vedere un attimo che stella vado a raggiungere qua. M9V1T6, sì, dai. No, perché sto cominciando a preoccuparmi un attimo perché siamo a metà serbatoio. Come dicevamo all'inizio, io preferisco utilizzare i serbatoi da 32 tonnellate. Se no, se avessi avuto quello da 16, adesso sarei stato nella cacca. E che è sta roba? Non so perché sto andando a verificare sto schifo qua. Però è là. E non si sa mai. Potremmo trovare la morte come, come anche invece qualcosa di interessante. Andiamo a vedere che cos'è. No, ragazzi.
come dissero, la curiosità ha ucciso il gatto. Qua dobbiamo anche prepararci ad una fuga strategica. Non lo so perché sto facendo questa cosa, come dicevo prima. La mente lucida non l'avrei mai fatta, ma sono curioso, è tardi e voglio vedere cosa c'è qua dentro. Non chiedetemi perché. Cinque, 4, 3. Ecco. Sì, eh sì, eh sì, eh sì. Così ti do tutto il mio cargo. Alla faccia, è una bella imboscata di pirati. Ma non ci posso credere. La... mamma mia, ce la siamo vista bruttarella, eh? Bella imboscata di pirati, di stress call de sto cipo. Per fortuna era un Eagle anche armato poco, se no erano davvero problemi. Ok, adesso restiamocene qua a fare benzina. Tranquilli, tranquilli. Come vedete, adesso, nel momento in cui rientriamo verso la civiltà, la prima cosa che abbiamo incontrato sono pirati che ci vogliono ammazzare. Ma quanto bella è la civiltà! Sì, un po' pollo anch'io perché dovevo aspettarmelo, infatti me l'aspettavo che era una cosa del genere. Che sarebbe stato un branco di pirati in silent running pronti ad agguantarci. Magari c'era anche uno che era già sotto attacco da pirati, eh? Cioè, a volte succede, ci sono dei punti in cui trovate a distress call, c'è un NPC attaccato da altri NPC, voi sparate agli altri NPC, vi prendete i soldini o quello che sia, ma sinceramente con la nave fittata da esplorazioni e due small pulse laser la vedo dura andare a combattere, quindi non facciamoci prendere dalla scimmia del combattimento. Abbiamo visto, ci hanno anche sparato, quindi siamo in un sistema anarchico, quindi non verrà nessuno in nostro aiuto. È la cosa migliore per questa situazione qua, è la fuga strategica, quindi si entra, si guarda e si scappa. Per fortuna non abbiamo trovato nessun Imperial Eagle o Fer de Lance, e quindi siamo riusciti a scappare, perché se avessimo trovato una di quelle navi là sarebbe stata molto dura. Il Fer de Lance è molto veloce e raramente si riesce a sfuggirgli. Ah, bene, adesso arriviamo ai sistemi popolati che ci dicono che abbiamo un... Ah, lo Small Survey Data Cache è marcato come carico illecito in questo sistema. Bene, stiamo arrivando ai sistemi popolati, sentiamo già l'aria di casa e tutto l'illicit cargo verrà droppato nello spazio appena raggiungiamo il sistema di casa. Non capisco. E torniamo sempre al solito discorso, è assurdo che ci sia un carico illecito a bordo, visto che lo abbiamo trovato nello spazio profondo su una superficie planetaria persa nel nulla. Non capisco proprio perché. Comunque, eccoci qua, finalmente. Sistema casa LHS 28 di fronte a noi. Eccolo qua. Perfetto, ci avvisa che nel prossimo sistema avremo del carico che verrà marcato come illecito, tanto quanto nel sistema attuale, ma a noi non ci interessa, tanto appena arriviamo
ce ne liberiamo. 4K non fanno la differenza e non ho sinceramente voglia di diventare scemo. Spero di riuscire ad eseguire il dock perché sono settimane che non faccio un dock su uno starport, quindi mi sono anche dimenticato praticamente come si fa, quindi speriamo bene. Così andiamo a concludere finalmente anche questa missione di esplorazione. Non ce ne saranno altre perché sono una palla e se andrò a fare esplorazione utilizzerò un format diverso anche a livello di produzione video. Faland, la Land, eccolo là, Flayed Enterprise ci sta aspettando. L'illicit cargo che ci stiamo trasportando dietro sono... Ah, eccoli qua. Passi, dai, proviamoci. 18.000 è sempre qualche cucuzzo. Il gioco, lo so, non vale la candela, ma tanto quanto la stupidaggine che ho fatto prima di ficcarmi in mezzo ai pirati, tanto vale ora. Facciamo, visto che stiamo facendo stupidaggini a manetta, le facciamo anche adesso. Oh, che bello vedere gli starport e tutti i dati con qualcosa qua intorno. Il fatto è che non so neanche se hanno il black market qua dentro Flood Enterprise, dovrei andare a vedere. Quindi rischiamo anche di fare tutto sto casino. No, 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 sinceramente non ho... Oh signore, qua. Dai, non ho voglia di diventare scemo. Uno e due e siamo a posto. Perché mi segna ancora lì? Ah, ecco, si è svegliato che non ho più carichi illeciti a bordo. Sono stati proprio abbandonati nello spazio. Adesso andiamo a traccare correttamente. Abbiamo appena perso 9, 18, 22.000 cucuzze. Giusto per dire, insomma. Quello che abbiamo appena lasciato nello spazio. Allora, i narcotici posso anche capire perché... Anche se li ho trovati in giro per lo spazio, posso capire che siano marcati come carico illecito. Sempre narcotici sono. Recuperati un'astronave schiantata nello spazio profondo. E il survey data cache, sinceramente, non lo so. Ma non sono troppo veloce gli Z che ti trascinano. Ecco qua, tutte queste operazioni sono le operazioni a cui mi riferivo prima, che alla Frontier dovrebbero cominciare a pensare un modo come limare, soprattutto andando avanti con, chiamiamoli, livelli in gioco, quindi moduli più fighi, più potenti dovrebbero consentirmi di fare queste operazioni più agevolmente risparmiando un po' di tempo. Ecco lì, questo è il mio pensiero. Finalmente rincrociamo un casso ad Starport. Ok, dopo aver parlato tanto bene, adesso basta. E andiamo all'ingresso. Che era quella roba? Non ho capito cosa abbiamo appena attraversato. Se era un glitch grafico o qualcos'altro, comunque ho preferito evitarlo. Ah sì, devo anche richiedere il docking. E via. Ah, stanno facendo la scansione della nave. Ah, perché ci hanno fatto la scansione? Un pirata? Qua dentro? Boh. Non era uno scan eseguito dalla polizia comunque. Quindi se avessi avuto il carico illecito mi sarei preoccupato per niente. Allora andiamo al pad 35 pian pianino, visto che non siamo più abituati a fare i dock. Ah, tra l'altro è anche subito qua sotto. Fuori il carrello.
Mamma mia. E finalmente vediamo una cosa che non vedevamo da un sacco di tempo. Un landing pad. Dai, poteva andare molto peggio, siamo riusciti ad atterrare. Questo va a concludere la nostra missione, siamo arrivati a casa. Entriamo nell'hangar, andiamo a consegnare i dati planetari che abbiamo raccolto. La visita alle nebulose è stata completata. Siamo stati anche abbastanza bravi, abbiamo fatto pochi danni. Non abbiamo neanche praticamente scalfito la vernice. Adesso vi farò anche vedere. Ok, la vernice della nave è praticamente quasi integra, a parte qualche graffietto, quindi pensate e fatevi un attimo un riferimento con gli screenshot dei comandanti che vedete che hanno le navi che sono completamente rovinate come vernice, quindi pensate a quanto sono fuori. Giusto per fare un paragone con loro. Adesso andiamo. Commodity Market, andiamo a vendere le 4 H che abbiamo in cargo, quindi l'Occupied Escape Pod, un po' di Gollum, scusate, un po' di Gold e un po' di Gallium, Gold e Gallium, viene fuori Gollum, mamma mia, si vede che la stanchezza sta facendo il suo effetto, quindi 5.000 crediti qua, 10.000 crediti qua, salviamo questo poraccio che abbiamo tirato su dallo spazio profondo e qua abbiamo venduto tutto e ci siamo. Ok, qui siamo a posto e invece ehi, no, che succede? Credo si sia impiantata la UI, vediamo se riusciamo a sbloccarla in qualche modo, proprio adesso. Signore santissimo. Eh sì, si è proprio impiantata la UI perché, come vedete... niente, l'unica cosa è oppare fuori e rientrare. Chiedo scusa un attimo per questo disguido, purtroppo non dipende da me, ma ogni tanto questa cosa succede. Là, rientriamo un attimo velocemente in gioco e via. Non c'è altro da fare quando quella cosa succede. O si sblocca o se no, cioè, ora stare qua a pregare Dio che si sblocchi, si esce, si rientra e amen, non ci si pensa più. Sto tempo un attimo che carica il gioco e andiamo a vendere i dati cartografici, così almeno vediamo insomma il risultato di tutte le nostre fatiche, che non era la missione principale ovviamente fare soldi con l'esplorazione, se no avremmo fatto cose molto diverse, però comunque anche quelli ci sono e noi li vogliamo, insomma abbiamo speso tanto tempo e tutto il resto, è giusto che portiamo a casa qualche soldino dall'esplorazione. Vediamo quanto ci danno, non penso di raggiungere neanche il milione di crediti di... infatti, che schifo. 708.948 crediti per tutto quello che abbiamo fatto, tutti i detail surface scan, quindi come vedete l'esplorazione non ripaga. Sacco di tempo, questi soldi qua potevamo farli in meno della metà del tempo anche con mining, quindi sappiatelo. Adesso vediamo un attimo tutto quello che è qua. Oh, un'altra pagina, 451.000. No, dai, forse ci va anche meglio. 7, 4, va 1.100.000, quasi 1.200.000 finora, dai. Insomma, poteva andarci peggio. Ho tratto le mie conclusioni troppo presto. Ecco, dai. Ci siamo rifatti un po' di soldini di esplorazione. Comunque ribadisco il fatto che altre carriere vi ripagano di più. Come? Trasporto passeggeri almeno. Adesso andiamo a vedere perché da una vita che non tocco più queste missioni. 400, beh, qui non siamo neanche altissimi. Come? Allora questa
Mostly Aimless, 15 minuti, 68, vedere queste istanze qua adesso diventa un po' ridicolo, però Ellie e Spinoza, come vedete già, facendoci due conti, in mezz'oretta neanche la fate questa missione per 450.000. Questa da 12 milioni sarà molto più distante. 12 milioni vi fanno percorrere 2744,61 light years, considerando che è circa una distanza più o meno doppia rispetto a quella che abbiamo fatto da qui a Barnard Loop e ritorno. Quindi fatevi i vostri conti se vi conviene fare esplorazione o farvi le missioni di trasporto passeggeri. Quindi niente, sappiatelo. Allora, vedete questa missione da 1.200.000, molto rognosa, 1, 2, 3, 4, e vi mandano anche a call dove non potete andare, quindi fate sempre un bel controllo di tutti i sistemi. Vabbè. Comunque questo non è il topic del video. Adesso la missione a Barnard Loop si è conclusa. Abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo esplorato, abbiamo fatto, visto, fatto, brigato. Siamo tornati indietro, siamo riusciti a non esplodere l'astronave, abbiamo recuperato un bel po' di materiali, perché comunque anche quello vale, abbiamo recuperato un sacco di arsenico che ci servirà per prossimi update, di zinco, niobium e altri materiali sempre molto utili. Qui facciamo un attimo una bella panoramica dell'astronave da fuori. E finito il nostro bel giretto in giro, questo conclude la missione. Conclude anche tutta la serie di stream sulla missione a Barnard Loop. E niente, cos'altro dire. Per ora terminiamo qui. Io sono abbastanza stanchino, è ora di chiudere anche lo stream. Anticipazioni per i prossimi stream e video: sappiate che ho appena preso l'update di Chivalry, quindi andremo a tirare un po' di spadate, giusto per spezzare un attimo il ritmo di video spaziali. Stiamo ponderando l'acquisto di Dual Universe, stiamo ponderando altre varie cose. Elite comunque rimarrà, verranno fatti altri video, però come dicevo con un format diverso, quindi molto probabilmente abiliterò una pagina Google Plus dove tenervi aggiornati da un po' dei video insomma aggiuntivi là. Poi magari appunto se uscirà l'espansione potremo anche fare dei video relativi all'espansione. Il prossimo video di Elite comunque tratterà Sol, quindi ci prendiamo l'astronave, andiamo a visitare il sistema solare e niente, questo sarà proprio un video fatto non in streaming ma video. E per tutto il resto rimangono i commenti sotto. Ringrazio chi ci ha seguito, ringrazio chi ci seguirà poi nel podcast, nello streamcast, quello che è il video poi che rimarrà su YouTube. E niente, basta, dai, chiudiamola qui ragazzi, grazie a tutti. Buon proseguimento in tutto quello che state facendo, in bocca al lupo e ci vediamo presto. Virus 101 è schiantato dalla stanchezza, va a riposare e quindi transmission out.